sud. Domenica 1 agosto, Sant'Alfonso. È il 213° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 152 al termine. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:39. La luna si leva a 00:30 e tramonta alle 14:54. Giunto nella città di Venezia il 24 luglio precedente, l'imperatore Federico Barbarossa ratifica il trattato con la Lega Lombarda. L'imperatore si impegna a non molestare quelli della Lega, né le persone né i loro averi, per un periodo di 6 anni. Essi potranno circolare e commerciare liberamente in tutto l'impero, mentre gli imperiali potranno fare altrettanto nei territori della Lega. Le previsioni per domani. Moderata variabilità con ampi tratti soleggiati alternati a nubi irregolari, specie in montagna. Possibili residue precipitazioni nella notte fino a parte della mattina su settori più orientali della pianura. In seguito potranno verificarsi locali rovesci sia sulle zone di pianura che di montagna. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime stazionarie o localmente in ripresa in pianura.